Il mondo del giornalismo è in lutto. È morta la collega ed insegnante Loredana Guida, 44 anni, figlia di un altro compianto collega, Leonardo Guida. È morta di malaria dopo essere stata in Nigeria in vacanza. Dopo qualche giorno dal rientro da Agrigento ha iniziato a star male, inappetenza e febbre alta. Per precauzione si è presentata al pronto soccorso, sarebbe rimasta fra sala d'attesa e corridoio con 39 di febbre per circa 9 ore. E poi ormai stanca, arrabbiata e confusa ha firmato le dimissioni ed è andata via. Aveva detto di essere stata in Africa, lo aveva detto perché temeva che quello che aveva non fosse un semplice, ordinario stato influenzale. Proprio quel dettaglio avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme. È tornata a casa e per altri 5 giorni ha continuato a cercare aiuto consultando qualche medico. Poi, mentre era a casa, ha perso coscienza in ambulanza e è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Per una settimana in rianimazione fra la vita e la morte, almeno fino a stanotte, quando il suo cuore ha smesso di battere. Condoglianze da Televideo Agrigento alla famiglia.